Amici, amici, ciao amici, amici dei social. Allora amici, oggi lo zio Max vi fa vedere come si fa la prima registrazione con la vostra tastierina, naturalmente se ce l'avete, una tastierina come questa, ce l'avete una tastierina così? Allora se ce l'avete siete a posto, quindi non ci sono problemi. Quindi una qualsiasi tastierina basta che abbia tutte le funzioni per registrare. Ora la tastierina naturalmente che cosa bisogna fare? Attaccare i cavi dell'uscita e portarli all'entrata del mixer. Se avete il mixer attaccherete, se avete il primo o il secondo canale, l'accendete. Questo è un mixer con la scheda USB audio, quindi non ci sono problemi, registrare sul computer è facilissimo. Adesso amici state attenti perché qua la questione si fa complicata. Adesso me levo gli occhiali e andiamo a vedere. Allora, quando comprate questi mixer, naturalmente l'avevo già detto, Studio Live, questo qua può registrare anche su una SD, no micro, SD, ha già tutti i pulsanti per la registrazione diretta, però se avete il computer è meglio. Amici state attenti però, state attenti. Allora, se avete il computer, una volta che voi avete scaricato dalla Presonus i programmi, andremo qua ad aprire questo programma qua. Capture è un programma gratuito che vi danno quando comprate una qualsiasi apparecchiatura della Presonus. Aprite Capture, molto semplice il programma. Adesso lui si apre, noi andiamo a fare nuova sessione, la vedete qua? Nuova sessione, gli diamo un titolo, adesso noi ci mettiamo il titolo, Rec prova Max 1. Ecco, Rec prova Max 1. Dopo fate, naturalmente poi scegliete dove volete. Adesso io ho fatto una cartella Capture Rec nella cartella documenti. Io ho fatto una cartella prova Rec Capture. Adesso facciamo open, facciamo ok, Rec prova, vedete? Ecco, adesso poi Rec prova, qui ho fatto un po' di casino. Ecco, Rec prova Max 1, c'è scritto, lo vedete? Facciamo ok e ci appare tutta la schermata. Adesso qua tutti i canali sono già pronti per la registrazione, ma io devo scegliere il canale, amici, il canale numero 1 e numero 2 del mixer, che lui riconosce che è il mixer, che c'è un mixer attaccato USB, perché questo è attaccato via USB col computer, quindi sa che io ho 14 canali, quindi lui mi fa vedere qua 14 canali, vedete? Adesso, siccome io ho toccato la tastiera, questa tastiera della Yamaha, la PSR 900 SX900, la PSR SX900, l'ho attaccata sul canale 1 e 2, vedete i due cavetti là sopra, eccoli qua, il volume c'è nel canale, quindi io cosa faccio? Vado ad armare adesso le due tracce 1 e 2 con il pallino rosso, lo vedete il pallino rosso? Proviamo a vedere se arriva il segnale, eccolo qua. Allora amici, questo è il segnale che arriva nell'1 e 2, vedete? Perché io ho armato le tracce, le ho messe già in registrazione. Adesso andiamo a fare la registrazione, così vediamo che è molto semplice. Adesso è più difficile dirlo che farlo. Allora amici, adesso io attacco qui e cominciamo la prima
Adesso schiacciamo il pulsante rec qui su Capture, qua facciamo così, voilà, e siamo pronti. One. Bene amici, adesso fermiamo la registrazione e andiamo. Ora amici, una volta finita la registrazione, adesso questo qua solo per farvi vedere quanto è semplice poter registrare dopo sul PC, sul vostro computer. A ogni modo i programmi sono gratuiti, iscrivetevi alla Presonus e dopo, cari amici, una volta iscritti scaricate questi programmi qua, Capture, e naturalmente scaricate anche il programma Studio One 6, questo qua, Studio One, che è gratuito. Ad ogni modo adesso questo qua è la registrazione, adesso siamo tornati indietro, noi andiamo subito a vedere se la registrazione è venuta bene. Direi di sì. Ecco, noi adesso abbiamo la registrazione che l'ascoltiamo tramite il nostro mixer Presonus. Allora, adesso noi qua vediamo il segnale, se lo vogliamo vedere ancora più grosso, se non ha le barre rosse vuol dire che non è andato in distorsione.
basta cliccare qui sopra e ritorniamo qua sulla registrazione. Come vedete la barra va avanti. Bene, adesso io fermo. Adesso, cari amici, c'è una bella cosa. Allora, una volta acquisito la traccia audio, in questo caso io l'ho fatta stereo, c'è una traccia qua sinistra e una destra. L'ho fatta stereo perché naturalmente io nel mix ho attaccato due canali, uno a destra e uno a sinistra. Adesso noi leviamo cappetture, adesso noi apriamo, perché questa traccia può essere riversata poi su Studio One. Ora noi apriamo Studio One, gratuito. Adesso io ho l'artista perché naturalmente ho comprato il mixer, mi hanno dato in omaggio Studio One Artist, ma voi prendete Studio One e Prime e va bene lo stesso. Adesso noi che cosa ci abbiamo? Abbiamo qua questa finestra all'inizio. Questa finestra cosa fa? Noi apriamo adesso la registrazione che abbiamo fatto con cappetture, con questo qua. Cappetture, il programma per catturare l'audio. Avete capito, amici? Possiamo anche, vedete, catturare con il microfono oppure con le varie. Adesso lui mi fa vedere cappetture quando lo apro, che ho fatto la registrazione adesso. Quante tracce ha il mixer? Come vedete il mixer ha 14 tracce. Adesso qua devo stare attento, se va fuori fuoco dopo non mi si vede. Adesso io ho fatto la prima e la seconda qui su in alto, ma noi possiamo registrare fino a 14 tracce, va bene? Adesso io qua questo lo metto a cuccia. Adesso noi facciamo apri e andiamo a vedere qua, si apre la finestra. Ora su documenti io ho fatto cappetture Rec prova Max 1, questa qui è quella che abbiamo fatto noi. Quindi io adesso clicco qua e lui me la apre su Studio One. Praticamente le tracce che io ho fatto su cappetture, avete capito? Posso riversarle automaticamente su Studio One per poterle elaborare ancora di più. Ecco, adesso io su Studio One ho questa schermata. Adesso mettiamo anche il mixer, mettiamo qua, mettiamo là, ecco. Adesso io mi ritrovo, adesso facciamo partire così vediamo come funziona. Ecco, adesso noi ce la troviamo, vedete, sull'1 e il 2 come ho fatto la registrazione. Il mixer suona, avete visto? Se non avete il computer potete registrare con questo modulo qui già interno e mettete una SD come memoria per la registrazione. Basta spingere il pulsante Rec. Se non avete il computer potete registrare su una SD card. Bene, allora amici, questo qua sono le tracce che ha il mixer, come abbiamo detto, fino alla 14ª traccia. A ogni modo va bene. Adesso qui noi abbiamo la 1 e la 2. Passiamo un po', se no facciamo del casino. Allora adesso fermo. Adesso se noi vogliamo migliorare, ricordate che questo programma è gratuito, iscrivetevi alla Presonus. Se gli vogliamo mettere un effetto, adesso andiamo a scegliere l'effetto che ci piace. Vogliamo mettere un bel compressore per dargli una bella spinta maggiore al brano. Noi abbiamo il compressore, adesso azzeriamo. Per azzerare e ritornare da capo c'è la scorciatoia, la virgola, si ritorna a capo dal brano. Adesso facciamo partire e vediamo che il compressore è già in funzione, vedete? Se io lo spengo, allora devo mettere una compressione tipo master, hard fast master bus. Eccolo qua.
sempre meglio mettere il compressore perché non si sa mai, ogni volta ci possono mettere tanti, poi possiamo mettere anche un equalizzatore, c'è un equalizzatore qua, vediamo, c'è il gate limite, ah qua ce n'è di roba cari amici, ecco forse questo è un equalizzatore, eccolo qua, mettiamo anche l'equalizzatore amici. Ecco qua, un bel equalizzatore, vediamo se c'è qualcosa. More bass. Vocal, dynamic, vediamo un dynamic. Già va meglio, molto bene, ecco amici, adesso noi abbiamo l'equalizzatore che pompa qua nei bassi, però qua negli alti poi drum set, dynamic define, master color, ecco master color 2. Mettiamo questo. Allora, avete visto amici? Ricordate che questi programmi, adesso questo qua io ho l'artist, c'ha molte cose in più, però ricordate che il programma potete scaricarlo gratuitamente, vi trovate un bel mixer, tutte le tracce da registrare, perché lui ti fa vedere tutte le tracce che abbiamo praticamente nel mixer, quindi ne abbiamo 14, lui te ne fa vedere già 14, quindi non devi impostare niente. Bene amici, ora la prima registrazione avete capito come si fa, quindi ormai dovresti essere già operativi, ok amici? Ci sentiamo alla prossima lezione. Quanti ricordi dietro me li segnerò nel diario della vita e terrò quei vecchi fatti fuori del presente mio, di bianco e rosso vestirò. Sarò un angelo per te, quella donna che puoi stringere sul cuore, ma se occorre come il sole i tuoi sensi accenderò e piano piano poi ti spegnerò. Donna